Ciao tifosi del Napoli! Tutto bene? Oggi vi portiamo un'altra notizia dal mondo del calcio e questa volta riguarda il portiere della Salernitana, Memo Ochoa, che ha parlato della partita contro l'Azzurra. Ma prima di iniziare, non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le novità del Napoli. Il portiere della Salernitana Memo Ochoa ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo una partita contro il Napoli. Il giocatore ha sottolineato la difficoltà del gioco e si è lamentato per il Napoli, che ha fatto una grande prestazione, ma ha elogiato la Salernitana per il pareggio ottenuto. Ochoa ha anche parlato della sua prestazione durante la partita e ha sottolineato che tutti i membri della squadra hanno fatto una grande partita e hanno meritato il risultato. Inoltre, il portiere ha sottolineato l'evoluzione della squadra nel corso della stagione e l'importanza di mantenere la calma e aiutare i compagni a raggiungere i propri obiettivi. Allora, tifosi azzurri, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Memo Ochoa? La Salernitana può sorprendere nel tratto finale di campionato? Lascia il tuo commento qui sotto e interagiamo. E così chiudiamo un'altra notizia sul mondo del calcio. Il portiere Memo Ochoa ha parlato della partita contro il Napoli e ha sottolineato l'importanza del pareggio ottenuto dalla Salernitana. Allora, fan, cosa ne pensi di queste affermazioni? Lascia il tuo commento qui sotto e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le novità del Napoli. E adesso tifosi napoletani, cosa ti aspetti dal Napoli per il resto della stagione? Il tempo può vincere titoli importanti? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto. Forza Napoli sempre!